Bene, buonasera. Abbiamo parlato di diverse cose che sono successe attorno al 1420, ma abbiamo lasciato da parte diciamo, quella che era una caratteristica poi di questo territorio, no? Cioè che non soltanto c'erano inframmezzati i domini del Conte di Gorizia e della Repubblica Veneta, ma anche all'interno di quello che era sia della contea goriziana sia della Repubblica Veneta, erano i rimasugli, diciamo così, del patriarcato di Aquileia, sia perché Venezia concede al patriarca Aquileia, San Daniele, San Vito e tre ville sul Tore, quindi tra le quali Percoto, Trevignano, Percoto, sempre ville, come vedete, di confine, e sia perché ci sono alcune realtà che hanno dei diritti pregressi che arrivano dal Medioevo. Per esempio, abbiamo la realtà, diciamo così, dei capitoli, quindi il capitolo di Aquileia, che possiede la giurisdizione su alcuni dei villaggi della Bassa Friulana. Abbiamo le suore, poi sempre di Aquileia, che hanno anche loro la loro giurisdizione. Poi ci sono gli abati di Moggio che posseggono sulla Valle di Resia e naturalmente il capitolo di Cividale, che ha dei vasti possedimenti nella valle dell'Isonzo. Quindi abbiamo tutte queste caratteristiche. Poi, tra l'altro, Cividale è anche Fagagna, per esempio, nella sua dotazione. E questi diritti che arrivano dal Medioevo, Venezia deve in qualche modo tutelarsi perché subito arriva il veto, no? Da parte dell'autorità religiosa se si va a toccare soprattutto l'aspetto finanziario. E lo stesso deve fare il Conte di Gorizia. Quindi, come vengono gestiti questi territori all'interno della realtà friulana? Innanzitutto il capitolo di Aquileia. Il capitolo di Aquileia acquisisce numerosi paesi come giurisdizione quando ancora già nell'anno 1000 più o meno Popone lo istituisce. Il patriarca Popone istituisce questo capitolo e affinché si possa mantenere gli assegna appunto non solo la giurisdizione ma anche le prebende dei paesi, in modo da far sì che diciamo, i canonici possano vivere anche diciamo, abbastanza agevolmente, tant'è vero che girava il detto, no? Grasso come un canonico, per dire ecco, che queste prebende erano molto consistenti, perché non è che avesse ceduto Popone i paesi più poveri ai canonici, aveva ceduto quei paesi dove l'agricoltura era più o meno fiorente. Ecco, quindi la richiesta da parte del capitolo di Aquileia di poter continuare a godere di questi suoi diritti. E come li amministra? Beh, innanzitutto, a parte, diciamo, quella che è la competenza sia del Conte di Gorizia sia della Repubblica Veneta, li amministra attraverso dei cosiddetti inviati o addirittura dei canonici che hanno il compito di risiedere all'interno di questi paesi per raccogliere le prebende. Quindi troviamo spesso delle costruzioni che sono dei magazzini o dei fontici, come si chiamavano allora, dove al momento dei raccolti la quota che spettava al capitolo veniva sotto la sorveglianza
o dell'inviato del capitolo o addirittura di un canonico venivano raccolti e poi avviati verso Aquileia o comunque poi quando si sono anche sviluppate i commerci venivano venduti sul posto e quindi veniva ritirata la moneta sonante. Lo stesso è per le suore di Aquileia. Non dobbiamo dimenticare che quelle addirittura sono di diritto pontificio, per cui diciamo, il loro diritto viene tutelato direttamente dal Papa. Anche loro sono state istituite da Popone e hanno sempre avuto all'interno del territorio friulano, hanno avuto sempre i paesi che sono a cavallo tra la contea di Gorizia e il Friuli patriarcale. Faccio un esempio, per esempio Cervignano era sotto le suore, e poi altri piccoli e grandi paesi che concorrevano appunto a questa prebenda delle suore, che erano tra l'altro in gran parte di origine tedesca, per cui si trattò, quando arrivarono i veneziani, si trattò di trasferirle in parte verso Cividale e in parte di inviarle in un convento dell'Austria, perché c'era appunto questa incompatibilità tra la loro nazionalità, chiamiamola così, che ancora non c'era, e il fatto che i veneziani fossero a dominare. Le cose si chiariranno meglio quando Aquileia passa sotto l'Austria, quindi verso la fine del Cinquecento, e quindi a quel punto Venezia non ha più nulla da rispettare nei confronti né del capitolo né delle suore, perché a quel punto non hanno più, diciamo, la possibilità di rivendicare qualcosa essendo degli stranieri, diventando delle realtà straniere, quindi estranee a quella che è la Repubblica di Venezia. Anche le suore hanno i loro mandanti, diciamo così, hanno i loro uomini che raccolgono le prebende e sono soprattutto dei sacerdoti. Sono dei sacerdoti che hanno come caratteristica, diciamo così, quella di avere il mandato direttamente dalle suore e dalle suore ricevere anche un compenso perché svolgono nello stesso tempo l'incarico pastorale e l'incarico amministrativo, diciamo così, dei tempi. E questi sono appunto i capitoli che vengono da Aquileia. Poi c'è Cividale. Cividale è ancora più autonoma nelle sue competenze perché ha un patrimonio molto più solido, in quanto deriva dalle donazioni imperiali e deriva soprattutto anche dalla gestione patriarcale, politico-patriarcale degli anni del Medioevo più profondo, per cui Cividale ha questa sua antica collegiata che esercita anche qui la sua competenza, che è soprattutto appunto territoriale e economica, nella valle dell'Isonzo e nella valle che poi vanno verso quella valle, quindi tutta la valle del Natisone. E questo cosa comporta? Comporta che ci siano spesso, perché poi anche diciamo questa dominanza esterna in paesi dove non si parla il friulano, non si parla, ma si parla lo sloveno, questa influenza esterna provoca anche delle proteste, provoca anche delle diciamo piccole rivoluzioni, in quanto la realtà è diversa e in quanto ci sono appunto queste anche richieste esose da parte del capitolo di Cividale che dei paesi poveri di montagna non riescono ad accogliere, insomma, no? E quindi, ecco, anche lì ci sono questi aspetti, però quando
appunto la Valle dell'Isonzo diventa chiusa dal punto di vista politico dopo la guerra degli inizi del Cinquecento, allora c'è la bella scusa da parte anche dell'impero austriaco di non lasciare passare più gli esattori dei canonici civitanissimi. Poi abbiamo invece i territori patriarcali che vengono amministrati forzatamente, perché i patriarchi non sono più residenti, raramente sono residenti in Friuli, quindi vengono amministrati da dei vicari che sono anche dei civili, non solo dei religiosi, ma anche dei civili, i quali hanno il potere di regolamentare anche le quote che i vari cittadini, perché si tratta ormai di cittadini, perché San Daniele è una cittadina, Aquileia non ha che abbia grandi rendite, né allora né più tardi. Poi San Vito invece sì, e soprattutto San Vito ha come unito un feudo molto ricco che però Venezia non vuole cedere al patriarca, e quindi ci saranno liti continue fino a che arriverà un patriarca più morbido e rinuncerà appunto a questo feudo, quindi resterà solo la cittadina di San Vito, che comunque non è che abbia grandi capacità di fornire delle prebende abbastanza ricche. Per cui quello che costituisce il grosso della diciamo, ricchezza del patriarca è dato dalla pensione, chiamiamola così, che gli passa la Repubblica Veneta in base al trattato di cessione, appunto, che subentra subito dopo la conquista da parte delle Alpi Venete. Questo era per completare l'aspetto territoriale, quindi ci sono continuamente delle questioni legali, delle questioni che vengono portate nei vari tribunali, perché c'è sempre questo intreccio di competenze e c'è sempre questo intreccio di gente che chiede, che protesta, che diciamo non si accontenta di quello che ha, perché effettivamente poi non è che il Friuli fosse così ricco da poter sopportare tutto questo insieme di prelievi, diciamo così, che sono parecchio pesanti, perché in fondo la gente vive poveramente. Vive poveramente e non solo vive poveramente, ma anche ha dei mezzi molto, molto limitati, anche quando diciamo, riesce a coltivare e riesce ad avere dei buoni dei raccolti. Perché? Perché i raccolti dipendono molto spesso anche dalle quote che si devono dare all'interno di tutta una serie di diritti, la quota che va al padrone del terreno, la quota che va, il cosiddetto quartese, che va alla chiesa locale, e la quota che va poi al giurisdicente o comunque agli ex giurisdicenti, che sono le varie istituzioni religiose. Quindi diciamo che noi ci lamentiamo oggi delle nostre tasse, ma effettivamente il Friuli allora, dal 1420 fino al 1500, sarà tartassato, perché effettivamente non ci sarà chiarezza su chi e come deve avere il diritto di riscuotere le imposte. Ma al di là di questo, andiamo ad analizzare ora anche quello che è l'aspetto delle varie classi sociali. Abbiamo parlato diffusamente della nobiltà, di questa nobiltà che poi
viene a decadere, quindi viene anche a impoverirsi, e di una nuova nobiltà che arriva in Friuli, che in parte Venezia porta dal suo territorio, in parte arriva anche dalla Lombardia. Quindi abbiamo l'afflusso da Mantova, l'afflusso da Bergamo di diverse famiglie che si insediano qui in Friuli e svolgono quello che noi oggi possiamo chiamare il servizio pubblico. E quindi è una nuova nobiltà, anche se magari acquista il titolo nobiliare solo dalla Repubblica di Venezia. Ma questo perché? Perché poi il titolo nobiliare viene acquisito quando Venezia, combattendo contro i turchi, ha bisogno di denaro. E chi è ricco, chi ha alle spalle un buon patrimonio, acquista il titolo nobiliare, quindi dà la possibilità a Venezia di armare le sue galere per poter scendere in mare contro i turchi. Quindi Venezia in principio era contraria ai titoli nobiliari, no? C'è il magistrato sui feudi che cercava di eliminarli, no? Ma poi la necessità fa anche cambiare idea, quindi c'è questa vendita di titoli nobiliari, che poi sono titoli nobiliari anche ridicoli, perché per esempio i Mangilli vengono chiamati conti di San Gallo, perché viene assegnato loro il titolo che era del monastero di Moggio, ma il monastero di Moggio non è che avesse questo titolo nobiliare, era qualcosa di legato all'abbazia di Moggio e all'abbazia appunto collegata in Svizzera. Quindi non è che sono dei titoli così molto abbastanza anche ridicoli, ma c'era gente che ci teneva, insomma, e soprattutto che teneva molto denaro per poter finanziare Venezia. Abbiamo parlato poi anche del clero, abbiamo parlato della situazione del clero, come il clero si divida in due parti. Da una parte il clero in servizio pastorale, lo potremmo chiamare così, cioè il clero che esce dalla classe contadina, che condivide con i contadini, con i poveri, condivide il suo ministero, e invece il clero, chiamiamolo intellettuale. E questa sarà una divisione che continuerà poi nelle realtà della Chiesa di Aquilei. Perché? Perché avremo successivamente, soprattutto il Concilio di Trento, avremo la crescita di una classe anche dottrinalmente molto istruita, e che quindi si separerà da quelli che invece si trovano solo a predicare o a servire nei paesi. Quindi inizia questa doppia funzione del clero. Quindi da una parte abbiamo il clero pastorale e dall'altra invece il clero intellettuale. Il clero intellettuale che diventerà da parte sua molto avanzato, e lo vedremo quando successivamente tutte le novità verranno sposate rapidamente da questo clero intellettuale. Invece il clero dei paesi sarà un clero invece tendenzialmente conservatore. Perché? Perché i contadini sono per loro natura conservatori, perché hanno paura del nuovo, e il nuovo è sempre rappresentato da pericoli, da guerre, diciamo, hanno paura, ecco, di cambiare, e questo è naturale, perché il contadino è legato alla terra, è legato alla sua condizione, e che quindi questa sua condizione tante volte ha bisogno di sicurezze, no? E il nuovo non sempre assicura, anzi tante volte cambia, quindi muove le varie situazioni. Abbiamo parlato dell'organizzazione anche dei comuni cosiddetti, no? Dove vivono i popolani. I popolani vivono in questi comuni, in queste
vicini e in queste realtà locali che autoamministrano, ma anche lì abbiamo visto come c'è una certa divisione tra le famiglie che hanno consistenza, quindi che hanno dei beni, che abbiamo chiamato fuochi o comunque grosse famiglie, invece quelli che non hanno nulla, che sono dei braccianti, che vengono chiamati invece sotani, quindi gente che sta sotto, gente che viene considerata inferiore per, diciamo, natura sua, perché non ha nulla. Abbiamo visto anche alcuni aspetti dell'economia, l'accentramento dell'economia generale su Udine, ma non abbiamo visto invece quello che è una classe che sta crescendo all'interno delle due realtà ormai del Friuli, la classe mercantile che è incitata a crescere proprio dalla presenza di Venezia. Venezia ha la possibilità di incanalare verso il Friuli e quindi dal Friuli oltre Alpe ha la possibilità di canalare delle merci che i friulani imparano subito ad andare a vendere all'estero con diciamo la loro caratteristica che è quella del venditore ambulante, per cui in tutta l'Europa era poi una vocazione questa dei friulani, quella dell'emigrazione, no? In tutta Europa troviamo dei friulani che vanno dal mercante poi si fermano e ne troviamo addirittura alla corte di Francia, ne troviamo senza dubbio anche alla corte dell'imperatore in Austria, quindi espandono la loro presenza soprattutto nelle realtà esterne. E questi mercanti sono generalmente provenienti dai paesi più poveri, quindi dalla Carnia soprattutto. E assistiamo appunto a questo esodo. Ma questo esodo non è soltanto verso, al di là delle Alpi, verso quindi l'Europa, ma proprio attorno al 1420 noi vediamo un esodo verso la pianura dai paesi di montagna. Per cui noi troviamo anche nei vari anagrafi che si possono trovare nelle parrocchie, troviamo spesso l'indicazione schiavo, cioè slavo, oppure troviamo l'indicazione carnico, chiamiel, no? Per dire come c'è questo discendere verso la pianura dai paesi più sfortunati dal punto di vista climatico e di comunicazione. Per cui abbiamo proprio questa situazione di movimento. Ecco, noi pensiamo che Medioevo, comunque anche la parte finale del Medioevo, sia una parte dove anche la gente comune stia ferma, cioè non tenda a muoversi, soprattutto se è gente che, come dicevo, è legata alla terra, quindi sono dei contadini. Invece in Friuli non è così. Se noi guardiamo bene nella storia di questi anni, vediamo come c'è un incremento del movimento. E chi sono questi che si muovono? Allora abbiamo detto dei mercanti, quindi di coloro che vanno e vendono al di là delle Alpi, ma ci sono anche altre categorie che si muovono. Per esempio, i mendicanti. Ho parlato della povertà, ho detto che ci siamo tanto poveri, il mendicante che cosa fa? Il mendicante gira per trovare di che mangiare, di vivere della carità della gente. Quindi troviamo dei mendicanti, soprattutto quelli che non sono in grado di lavorare. Quindi gente anziana
gente che ha delle difficoltà, degli handicap, diremmo noi oggi, gente che è troppo giovane per poter lavorare, quindi bambini. Se voi pensate che proprio nel 1400, all'inizio del 1400, non ci sono tutele per queste categorie. Queste categorie sono affidate alla carità altrui. Ed è per questo che in ogni paese, in ogni realtà, ci sono le cosiddette congregazioni che si danno alla carità. Congregazioni che sono anche, in certi punti, in certe realtà, sono anche, diciamo così, delle associazioni che formano l'elite del paese. Cioè la scusa della carità diventa una forma di presentazione anche di un potere effettivo all'interno di una comunità paesana. Per cui queste congregazioni, per esempio, hanno a cura l'accogliere lo straniero, hanno la cura di accogliere coloro che passano per i paesi e soprattutto anche un altro aspetto che noi oggi forse pensiamo che sia naturale, è quello di seppellire i morti, perché quando muore un povero non ci sono coloro che li seppelliscono. Quindi queste congregazioni pensano anche a pagare chi seppellisce i morti, assistere gli ammalati. Quindi, perché c'è tutto un insieme di solidarietà, chiamiamola così, che non ha solo lo scopo solidale, ma anche lo scopo di dare alla società un certo dinamismo, un certo modo di organizzarsi che sia da un lato di far nascere una elite, la potremmo chiamare, una classe dirigente che però, siccome non ha il potere effettivo, dove lo va a trovare? Lo va a trovare quando riesce a fare della carità, riesce a essere solidale. Quindi la solidarietà è sì una bella cosa, ma è anche una cosa che ha una finalità che va ben oltre quella che è la solidarietà, diciamo, cristiana o comunque la carità cristiana. Quindi chi viaggia, abbiamo detto i mercanti, abbiamo detto i poveri, i mendicanti, ma viaggiano anche quelli che in qualche modo sono i mestieranti del viaggio. Perché? Perché noi pensiamo che questa gente di tanti secoli fa avesse soltanto il lavoro, avesse soltanto questa servitù della terra, no? Anche più semplice. In realtà non è così. In realtà era gente che amava per esempio lo spettacolo. E c'era tutto un insieme di persone, giocolieri, cantastorie, baracconi con i teatri. Da lì per esempio deriva il fatto che adesso non abbiamo fatto Santa Caterina quest'anno a Udine, ma si chiamano baracconi le varie esposizioni, diciamo, che ci sono nella fiera di Santa Caterina. Quindi c'erano questi baracconi che erano lo sfondo, no, per delle rappresentazioni teatrali. Quindi il Friuli aveva una particolare attenzione anche a questo aspetto, chiamiamolo culturale, ma è un aspetto culturale, diciamo, popolare. Quindi questa gente girava attraverso tutto il Friuli a portare questi spettacoli, generalmente erano anche in lingua friulana, perché dovevano essere capiti dalla gente, se erano, altrimenti erano dei mimi, erano dei cantastorie, erano alle volte anche dei ciarlatani, per carità, perché non solo vendevano
aria, ma vendevano anche degli intrugli, delle false medicine, così era, diciamo, molto spesso un modo anche quello per campare, insomma, no? E poi c'erano anche, allora non è che fossero dei medici. Il dottor De Maria non avrebbe fatto fortuna qua in Friuli, perché anziché dei medici c'erano cosiddetti chirurghi che non erano fissi in un paese e non erano neanche studiosi, diciamo, di medicina, ma avevano una certa pratica e quindi giravano per i paesi e qua per cavare un dente, là per curare una ferita. Avevano questa clientela, diciamo così, che servivano muovendosi sul territorio. Quindi anche questo è un aspetto importante della vita popolare del 1400, perché c'è questo muoversi, questo non star fermi e questa presenza di queste figure che non hanno questa popolarità che oggi noi diamo, no? Erano normali, erano forme di spettacolo, forme di professionalità, no? Anche per esempio gli artigiani. L'artigiano difficilmente riusciva a vivere lavorando in paese, nel proprio paese. Quindi girava e forniva la sua opera in cambio di vitto e alloggio. Ed era questa la forma più corrente di servizi artigianali e quindi c'era questo modo di offrire appunto la propria personalità e la propria professionalità. Quindi c'era meno giro di denaro, più giro potremmo chiamarlo, di servizi. Il denaro era qualcosa di raro all'interno della classe popolare. Era più frequente appunto questo scambio di servizi, scambi di natura, per dirlo, no? Perché anche chi faceva spettacolo, anche chi cavava un dente, non è che venisse così compensato con del denaro sonante, veniva compensato con dei beni materiali, con del cibo, con qualcosa che ecco, potesse contribuire al suo mantenimento. Quindi diciamo anche l'uso del denaro non è che sia molto stato intenso, anche perché Venezia annulla tutte le varie monete che circolavano di origine tedesca qui in Friuli, impone il ducato, ma il ducato ha un valore che è molto alto, quindi è difficile che a un livello popolare circolino queste monete d'oro, queste monete che portano all'interno, per quello che viene detto, il leone in moleca, no? Il leone rotondo. Quindi le monete, le piccole, erano i piccoli che giravano nei paesi, erano i piccoli e quelli erano monetine tipo quelle che noi oggi abbiamo, chiamiamo centesimi dell'euro, insomma, no? Cioè non erano che fosse tanto giro di moneta, anche perché Venezia aveva molta attenzione ad emettere moneta, perché questo significava impoverire il proprio patrimonio, quindi meno moneta girava e meglio per loro era. Quindi questa era la vita, diciamo così sommariamente, la vita popolare in questo 1420 e soprattutto che cosa mancava rispetto a noi? Mancava la scuola. Noi
siamo abituati a collocare tra le cose importanti della nostra vita proprio l'aspetto dell'istruzione, che sia pubblica, che sia privata, ma comunque un aspetto dell'istruzione. Purtroppo in questo periodo l'istruzione a livello diciamo di popolo è molto molto rara. Gli stessi preti sono considerati, i preti di paese, dico, non gli intellettuali evidentemente, sono considerati largamente ignoranti. Tant'è vero che spesso non sanno, comunque sanno con difficoltà a leggere con le parti del messale, lo fanno a memoria più che altro, no? Lo fanno a memoria perché? Perché non hanno questa nozione importante che è quella dell'imparare a leggere e a scrivere. E quindi è qualcosa, ecco, che manca in questo panorama, manca la scuola. Non è che poi nei secoli successivi questo si affermerà, bisognerà arrivare all'illuminismo, a Maria Teresa e a diverse altre iniziative che farà la Chiesa con il Concilio di Trento, quindi con l'istituzione dei seminari, per vedere allargarsi quello che era invece l'ignoranza generale, perché poi effettivamente questa ignoranza era una palla al piede anche, diciamo, del popolo, in quanto era costretto a valersi di chi era superiore a lui, che aveva una certa istruzione. Quindi il non sapere è spesso anche una schiavitù non indifferente, è molto più grave della schiavitù, diciamo, istituzionale, no? Quindi erano popolazioni libere, ma in realtà erano molto legate, appunto, in tanti aspetti, a chi aveva il potere, ma non soltanto il potere, ma anche il sapere. Ecco, quindi questa era la realtà popolare, il mix di varie situazioni che c'erano sia da una parte, sia nel Friuli Veneto, sia nel Friuli austriaco, al momento del passaggio, appunto, del patriarcato di Aquileia. Non è che questo patriarcato avesse, specie negli ultimi tempi, avuto delle personalità che avessero dato qualcosa di nuovo alla realtà che veniva dominata. Abbiamo visto come trascurassero l'economia, come trascurassero anche il governo di questo territorio. Per cui Venezia subentra, ma nonostante l'efficienza che le si attribuisce, farà di questo suo nuovo territorio, ne farà con calma un'altra volta una dominazione, che sarà una dominazione che servirà soltanto a tenere i boni, come dicono, i boni e fedeli servi friulani. Quindi a tenere con pochissimi uomini, soprattutto presi come mercenari dai Balcani, quindi dalla Dalmazia, quindi i cosiddetti schiavoni, i cappelletti, no? Che bastavano pochissimi di questi per dominare tutto il Friuli, soprattutto da una parte la religione e dall'altra, cosa importante, anche le spie, perché il sistema spionistico veneziano su tutto il territorio della Repubblica era molto efficiente e quindi bastavano poche spie per poter far arrivare a chi di dovere, quindi al Consiglio dei 10, le notizie su quella che era la situazione dei vari paesi e su quelli che erano magari degli aspiranti ribelli. Per cui, come diceva il Manzoni, arrivavano a tempo a troncare e sopire qualsiasi malcontento che sorgesse
all'interno della società friulana. E forse da qui è diventata anche quella che viene da più scrittori, da più storici rimproverato, cioè quella acquiescenza naturale che deriva appunto da secoli di sottomissione, e quindi ecco il fatto per cui tante volte non ci si spiega, no, che cosa è successo e perché i friulani siano rimasti per secoli, diciamo, in ritardo rispetto alle altre regioni italiane, ma anche alle altre regioni europee. Fortunatamente, con i tempi nuovi, con la democrazia, con la scuola, con un'economia più coraggiosa, ai nostri tempi siamo riusciti a uscire da questa sudditanza, da questo sottanismo, come veniva chiamato, anche per quanto riguarda i friulani, e quindi ad acquisire quelle che sono le prerogative, diciamo, di un moderno popolo europeo, e questo è una delle cose che vanno sottolineate, come dico, senza grandi nostalgie per il passato, perché se noi andiamo a vedere effettivamente che cos'è il passato, che cosa ha dato il passato, ci sono delle cose molto belle, molto interessanti, molto, diciamo, coltivabili, ma ci sono anche degli aspetti che non veramente non hanno del bello, insomma, no? È certo che non si può giudicare il passato, perché se noi giudichiamo il passato con i nostri metodi, con i nostri metri, è un po' difficile poi capirne anche la natura. È chiaro che dobbiamo dare a questo passato una sua dimensione nel tempo, nella mentalità, nelle situazioni economico-sociali che ci sono, ma non possiamo effettivamente purtroppo dare quello che è il giudizio, ma invece costruire, è nostro dovere costruire una critica costruttiva, appunto, su fenomeni, su realtà che alla fine poi conducono ad avere una comprensione della storia, una comprensione soprattutto degli uomini, perché l'uomo sostanzialmente è sempre lo stesso. Se gli dai i mezzi per poter progredire, per crescere, allora anche con questo, anche partendo dalla sua povertà, riesce poi ad uscirne fuori e a diventare l'uomo con tutta la sua dignità e con tutte le sue prerogative umane e sociali. Bene, ci rivediamo la prossima volta e la prossima volta vedremo anche altri aspetti di questo passaggio storico, appunto, tra un regime ecclesiastico e un regime invece repubblicano, anche se una repubblica nobiliare, una repubblica aristocratica. A voi tutti buonasera.